È un ente che dovrebbe scomparire, secondo il governo, ma non può dire di non avere i mezzi per muoversi sul territorio che rappresenta. K-Corner al top in regione per un numero particolare, quello delle auto di rappresentanza e di servizio. Auto blu sopra i 1600 di cilindrata e auto grigie con cilindrata tra 1100 e 1600. L'ente provincia di Venezia ne mette a referto 47, 9 di queste di grossa cilindrata. A dirlo, il censimento della pubblica amministrazione voluto dall'ex ministro Renato Brunetta è completato dall'attuale titolare del dicastero, Filippo Patroni Griffi. Nel Veneto delle oltre 4.500 auto segnalate, cifra più alta della penisola, Venezia si difende bene. 162 vetture, contando la somma di comune, provincia, ASL ed enti territoriali comunali. E se K-Corner svetta sulle province venete, K-Farsetti arriva al terzo posto fra i comuni capoluogo. 53 auto in servizio, 52 di proprietà e una a noleggio senza conducente. Di queste 10 sono auto blu. Cifre più alte ne hanno soltanto Padova e Verona, senza contare che in questo elenco mancano ovviamente le barche in servizio per il comune lagunare. Stessa cifra, 53, per l'azienda sanitaria locale veneziana, che si posiziona al terzo posto dopo Treviso e Belluno. A completare il quadro lagunare, le vetture a disposizione di Ca' Foscari, 2, e dell'autorità portuale, 5. Briciole in confronto agli enti amministrativi, in un puzzle che fotografa una volta di più la realtà di costi e spese di fronte ai cittadini chiamati ogni giorno a tirare la cinghia.